la 69enne di Spinea, malata di tumore, che aveva scelto la Svizzera per porre fine alla sua vita con il suicidio assistito, le sue ultime parole affidate ad un video. Ognuno deve essere libero di scegliere della propria vita, così a Spinea in molti commentano la vicenda della loro concittadina andata in Svizzera per porre fine alle proprie sofferenze. Contributo per la campagna elettorale resta la forte polemica nel Carroccio Veneto. Stamane nessun consigliere regionale a Venezia per la visita di Salvini. Il segretario federale, chi prende 10.000 euro al mese, è un privilegiato. La denuncia dei sindacati dei Vigili del Fuoco, gravi carenze di personale, chiude il distaccamento di Cavarzere e rischiano anche Mira e San Donà di Piave. Ci sono anche dei feriti veneziani nell'incidente stradale in cui un ventenne padovano ha perso la vita in Croazia. Tra di loro 2 ragazzi e una ragazza sono di Campolongo. Tanti soldi da gestire tra PNRR e transizione ecologica, per questo è stato istituito a Venezia il coordinamento del nucleo tutela ambientale dei carabinieri per tutto il nord-est e l'Emilia Romagna. La soprintendenza di Venezia ha riconosciuto il valore culturale del cosiddetto tocchettone, il pezzo superstite più grande del campanile di San Marco, crollato nel 1902. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, lo avete sentito, è morta questa mattina la 69enne di Spinea, malata di tumore, che aveva scelto la Svizzera per porre fine alla sua vita con il suicidio assistito. Le ultime parole sono state affidate ad un toccante video. Marco Cappato, intanto, che l'ha accompagnata, si autodenuncia. Io avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e quindi ho dovuto venire qui da sola. Io adesso mando un saluto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene. Li abbraccio tutti. Ciao. Prima di morire, Elena ha voluto raccontare in un video la sua storia, la sua sofferenza. Questa mattina è morta a Basilea, in Svizzera. Nel 2021 le è stato diagnosticato un microcitoma polmonare. Poche speranze, le avevano detto i medici, e lei ha combattuto fino a quando ha avuto una sentenza inappellabile. E mi è stato detto che per me c'erano pochi mesi ancora di sopravvivenza. E mi è stata descritta anche una situazione che via via sarebbe diventata sempre più pesante. Così Elena, che ieri abbiamo chiamato Adelina per rispettare la sua volontà, ha pensato, ha parlato con la sua famiglia, ha spiegato la sua scelta. A questo punto io, mettendo in pratica una convenzione che avevo già in tempi non sospetti, prima che succedesse tutto questo, ho deciso di valutare la possibilità di terminare io la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Questa decisione è sempre stata mia. Mi sono trovata davanti ad un bivio, racconta Elena, la voce provata. A un certo punto della mia vita io ho dovuto scegliere se, trovandomi davanti a un bivio, volevo percorrere una strada che era più lunga ma portava all'inferno, o se volevo invece scegliere una strada più breve che mi avrebbe portato qui, a Basilea. Elena ha scelto. Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente, e io credo di averlo fatto dopo averci pensato parecchio. È stata accompagnata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che tornando in Italia si è presentato dai carabinieri per autodenunciarsi e rischia fino a 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio. Sentiamo ora invece le reazioni dei cittadini di Spinea, città in cui risiedeva Elena con la sua famiglia, in merito proprio alla scelta di affidarsi al suicidio assistito. Immagino che la situazione sia diventata insostenibile sia per la signora che per la famiglia, per cui non posso che pensare bene, nel senso che se hanno la possibilità lo facciano.
La storia di Elena, residente nel veneziano, che ha scelto di recarsi a Basilea in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito, riapre il tema problematico della legalizzazione dell'eutanasia. Può la società con le sue leggi codificare se e quando un uomo ha diritto o meno di continuare a vivere? È proprio questa la domanda che abbiamo rivolto ai cittadini a Spinea, città in cui Elena viveva con suo marito e sua figlia. Che se uno decide di togliersi la vita, se lo sa di fare, ben venga per lui. Ognuno è libero di fare le sue scelte. Certo. Ha fatto bene, perché è inutile soffrire se si sa già in partenza che non c'è niente da fare. Perché se un animale soffre tanto abbiamo da padroni il diritto di togliergli le sofferenze e noi umani no? Perché sempre e comunque una legge deve decidere per le nostre vite, non possiamo essere noi liberi di scegliere. La signora Elena aveva metastasi molto profonde che si erano determinate nel tempo. Era pienamente capace di autodeterminarsi, ma non era ancora sottoposta a trattamenti di sostegno vitale per poter accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia. Questa è una discriminazione tra malati, una discriminazione che da domani, con l'autodenuncia di Marco Cappato presso la stazione dei Carabinieri, sarà posta all'attenzione della magistratura. La signora Elena era una donna molto forte, estremamente lucida. In merito alla storia di Elena interviene anche la sindaca di Spinea con una riflessione sul tema etico su cui ognuno di noi è chiamato in maniera strettamente personale. E proprio all'ultimo saluto e abbraccio finale di Elena nel videomessaggio la sindaca avrebbe voluto rispondere con un abbraccio abbastanza forte da farglielo sentire. Dopo averci pensato parecchio. Ed ora la politica. Matteo Salvini risponde dei 5.000 euro chiesti ai consiglieri regionali della Lega, una notizia che ha creato più di qualche mal di pancia all'interno del partito, smentita dal segretario provinciale Boff, che però ne difende la ratio. Ci sono tutti oggi a Venezia: Andrea Tomaello, commissario della Lega per la città metropolitana, l'assessore Sebastiano Costalonga, il deputato Alex Bazzaro e il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Venezia, Riccardo Brunello. Mancano tutti i consiglieri regionali del partito. Un'assenza che fa rumore se si pensa che soltanto pochi giorni fa i consiglieri regionali erano stati invitati dal partito a devolvere 5.000 euro per finanziare la campagna elettorale delle prossime politiche, quindi dei loro colleghi futuri deputati. Una decisione che avrebbe generato più di qualche mal di pancia, sul quale Salvini oggi ha voluto tornare, probabilmente per spegnere gli animi più bollenti. Ognuno darà quello che vuole dare. In un momento di difficoltà economica per milioni di famiglie, io penso che chi prende stipendi da migliaia di euro al mese debba solo ringraziare e lavorare, però non mi occupo di quattrini, noi non abbiamo banche alle spalle, sindacati alle spalle, poteri forti alle spalle. Ognuno di noi dà liberamente il suo contributo. Ci sono sindaci in Veneto che prendono 500 euro al mese di rimborso spese e li danno tutti alla Lega. A proposito di sindaci, il leader della Lega proprio ieri aveva incontrato il segretario provinciale trevigiano Gianangelo Boff, sindaco di Tarso. I due, confida Boff, avevano avuto un confronto proprio su questo tema, tanto che la linea resa pubblica oggi tra i due è comune. Se io oggi sono sindaco lo devo anche al fatto che a un certo punto la Lega ha deciso di appoggiare in un piccolo paesino come Tarso un ragazzo di 32 anni che si accingeva a fare il sindaco. Se hai un'appartenenza politica che ti ha portato anche a determinati risultati, è vero che non puoi toglierti da quella squadra, sei di quel gruppo là e devi cercare di fare tutto quello che è nelle tue possibilità e nelle tue disponibilità, tenendo conto anche della famiglia e tutto il resto, per sostenere quell'idea politica e per sostenere chi ti ha dato una mano. Nega Boff che sia mai partita alcuna richiesta ufficiale da Via Bellerio, che è stata invece confermata da fonti interne ai consigli regionali di Veneto e Lombardia. L'autonomia del Veneto e delle altre regioni che hanno fatto richiesta sarà in cima alle priorità del centro-destra in caso di vittoria alle elezioni di settembre. Così Matteo Salvini, che oggi a Venezia ha parlato anche di rilancio del nucleare e di costruzione del ponte di Messina. Tema centrale del programma e dei primi consigli dei ministri
sarà l'autonomia. L'autonomia sarà il tema centrale del governo di centrodestra. Matteo Salvini lo dice subito all'inizio della sua visita lampo a Venezia per esporre i punti principali del suo programma elettorale. La flat tax al 15%, ieri gli imprenditori mi hanno chiesto la pace fiscale, la rottamazione e la chiusura delle cartelle di Equitalia, l'impegno al ritorno dell'Italia all'utilizzo del nucleare pulito e sicuro. Secondo me è doveroso. L'impegno a completare le infrastrutture ovunque siano ferme e a partire coi lavori del ponte sullo Stretto di Messina, che si finanzia solo da privati. Ecco, su alcuni temi non ci possono essere dubbi. Alla vigilia di una campagna elettorale che si annuncia infuocata non solo per questioni meteorologiche, accompagnato dai maggiorenti del Partito Cittadino, Salvini parla anche di Venezia. Su Venezia città c'è il tema della legge speciale per Venezia, che sostanzialmente è arrivata al traguardo. Per me più turismo di qualità c'è, meglio è. Io ieri sera sul tardi, dopo la 1, ho fatto 2 passi a Venezia a vedere gli enormi yacht attraccati. Per me è assolutamente positivo, perché significa lavoro, significa ricchezza, significa bellezza. E quindi, ovviamente occorre turismo di qualità, non occorrono le orde barbariche. Per me Venezia è un museo e quindi al museo di solito paghi il biglietto d'ingresso. Dopo alcuni selfie in piazza San Marco, per Salvini è già tempo di partire, ma assicura che prima del voto non mancheranno altre visite in laguna. Sicuramente ad agosto ci rivedremo, poi ci rivedremo anche al festival, ma lì sarò ospite perché ci sarà in concorso il docufilm della mia compagna e quindi sono ben contento di tornare al festival. Chiude la sede dei Vigili del Fuoco a Cavarzere, a rischio San Donà e Mira, una vera e propria mancanza di personale che ha portato la Federazione Nazionale della Sicurezza a Venezia a proclamare lo stato di agitazione a livello nazionale. C'è la possibilità di chiusura appunto o di riduzione o chiusura di varie sedi, tra cui appunto per prima la sede di Cavarzere, appunto riduzione a 3 unità dalle 5, riduzione della sede di San Donà appunto da 5 a 3 e via scorrendo fino a Mira e altre sedi sempre da 5 unità a 3 unità. Estate molto impegnativa per il comando di Venezia e dei Vigili del Fuoco, non solo sul fronte ambientale, ma anche sul fronte della grave carenza di personale che è assegnato al soccorso tecnico urgente. Secondo il segretario generale della Federazione Nazionale della Sicurezza a Venezia, i numeri sul campo indicano una catastrofe, in quanto le ridotte attività di presidio si riflettono direttamente sul soccorso offerto ai cittadini, che può venire a meno. La decisione di chiudere è legata al fatto di reperire personale appunto per mantenere in servizio altre sedi, ecco, come dicevo, la sede di Mestre e di Venezia, ma anche altre sedi, quali appunto Porto Ruaro o Chiosa. In questo caso fino adesso appunto abbiamo visto solo la chiusura di Cavarzere, non di altre sedi. In aggiunta alla carenza di personale ci sono assenze dovute ad assegnazioni fuori sede e l'inizio di corsi lunghi e passaggi di carriera dal mese di maggio che coinvolgono 14 unità, le quali, secondo il segretario Zanon, amplificano le già grosse difficoltà per organizzare le squadre in partenza. Ovviamente non è che il cittadino rimanga senza il nostro intervento, avverrà con un tempo un po' più lungo rispetto all'intervento normale, insomma. La Federazione Nazionale della Sicurezza CISL ha proclamato lo stato di agitazione a livello nazionale, chiedendo alla propria dirigenza che vengano assegnati personale straordinario per coprire le carenze a livello regionale e locale. Abbiamo già dato degli input, dei suggerimenti al nostro dirigente, ecco, qua a Venezia, per coprire l'attuale carenza. Attualmente non abbiamo risposte.
Continuiamo con la cronaca, tutto ok, stiamo tornando, ci vediamo stasera, queste le ultime parole di Andrea Bellingardo alla mamma poco prima dello schianto frontale in cui ha perso la vita in Croazia, un incidente che ha visto coinvolti 8 giovani padovani e veneziani di ritorno dalle vacanze, costato la vita proprio ad Andrea, 19enne di Piove di Sacco. Si aggrava il bilancio complessivo dell'incidente stradale che in Croazia ha visto coinvolti un gruppo di amici che stavano rientrando a Piove di Sacco in provincia di Padova e Campolongo Maggiore nel Veneziano dopo una settimana di vacanza. Mano a mano che arrivano maggiori informazioni sullo schianto, si apprende che, oltre alla morte di Andrea Bellingardo, che avrebbe compiuto 20 anni tra pochi giorni, tutti gli altri 7 ragazzi hanno avuto bisogno delle cure mediche. 3 di loro, 2 ragazzi e una ragazza di Campolongo, gli altri 5 di Piove di Sacco. A bordo della prima auto 4 giovani e dalle prime ricostruzioni sembra che alla guida ci fosse proprio Andrea, mentre gli altri 4 erano nella seconda auto che seguiva a breve distanza. Improvvisamente lo scontro frontale con un'auto condotta da un 52enne francese e la macchina che segue che non riesce a evitare l'impatto con il mezzo degli amici. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti dalle auto, trasferiti poi tutti in ospedale a Zara. 4 sono stati dimessi dopo poche ore, mentre le condizioni sembrano più gravi per 2 ragazze. Per ricostruire la dinamica dovranno essere ascoltati tutti dalle autorità croate e solo dopo si potrà organizzare il rientro della salma di Andrea a Corte, frazione di Piove di Sacco, dove viveva con la famiglia, e il viaggio di ritorno a casa degli altri amici. Tanti soldi da gestire tra PNRR e transizione ecologica, per questo è stato istituito a Venezia il coordinamento del nucleo tutela ambientale dei Carabinieri per tutto il nord-est e l'Emilia Romagna. La prima cosa di cui mi sono reso conto è che a fianco al mondo dei rifiuti e dell'ambiente ci sono tanti soldi e questo fa sì che automaticamente la materia diventi di interesse per la criminalità comune e organizzata, che è motivo della nostra attività di contrasto. Ha sede in Veneto, ma competenza anche per Friuli, Emilia Romagna e Trentino, nuovo gruppo interregionale comando per la tutela ambientale e la transizione ecologica dell'Arma dei Carabinieri, una realtà che coordina le attività investigative dei 5 NOE dell'Italia del Nord-Est, in stretta collaborazione con la direzione distrettuale antimafia. A spiegare l'importanza di questo nuovo modello operativo è il generale di brigata Valerio Giardina, alla guida del comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, dal settore delle energie rinnovabili con gli appalti per la realizzazione dei parchi solari, eolici, biogas, fino al ciclo dei rifiuti. Ogni piccolo comune ha il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, sono soldi dei cittadini quelli e noi dobbiamo garantire che quei soldi vadano indirizzati esattamente a quei fini e non è sempre facile che questo avvenga, ma non c'è soltanto quello che è uno degli aspetti di infiltrazione mafiosa maggiore, non soltanto al sud, ora anche al nord, al centro-nord, ma c'è tutta la filiera del ciclo del cemento e delle cave. Il fatto che questo assetto specialistico dell'Arma sul Veneto assuma una configurazione più solida, più corposa, è certamente un elemento di valore per tutto il sistema Arma operante su questa regione. Una regione che in tema di ambiente ha sempre posto un'attenzione veramente importante e una grande sensibilità. Molti fondi messi a disposizione dall'Europa, a partire da quelli del PNRR, soldi che possono fare gola ai singoli ma anche alle organizzazioni mafiose. Tra i compiti del comando anche quello di verificare le dichiarazioni non finanziarie sulla sostenibilità. L'Arma dei Carabinieri realizza così un modello anche di lavoro che potrebbe diventare punto di riferimento per tutte le forze di polizia. Furto in canonica a Codevigo in provincia di Padova, 4 arresti da parte dei Carabinieri. Furto di un orologio del valore di 300 euro e contante per 214 euro. In 4 si sono introdotti nella canonica della chiesa di Codevigo in via Guglielmo Marconi per rubare. Sono stati però arrestati dai carabinieri 2 donne e 2 uomini, tutti residenti nella provincia veneziana. I militari dell'Arma hanno anche sequestrato il cacciavite utilizzato per scassinare la porta della canonica. Inoltre hanno recuperato la refurtiva che è stata restituita al parroco.
furto aggravato in concorso. Questa l'ipotesi di reato per i 4 che sono stati arrestati e portati in carcere. Gli uomini a Vicenza, le donne a Venezia. La Soprintendenza di Venezia ha riconosciuto il valore culturale del cosiddetto tocchettone, il pezzo superstite più grande del campanile di San Marco crollato nel 1902. Il più grosso frammento superstite del campanile di San Marco, crollato il 14 luglio 1902, è stato dichiarato di interesse culturale dalla Soprintendenza di Venezia. Non solo è l'unico elemento strutturale noto del campanile antico, ma è anche l'unico potenzialmente in grado di fornire preziose informazioni cronologiche sulla sua costruzione. Il riconoscimento del cosiddetto tocchetton, conservato da più di un secolo nel giardino di Palazzo Berlendis a Dorsoduro, suggella le celebrazioni che si sono tenute in città in occasione dei 110 anni dalla ricostruzione di uno dei monumenti più noti di Venezia. A riportarlo sotto i riflettori Vittorio Baroni, che, contattato dagli attuali proprietari del giardino, ha ricostruito anche le vicende di Salvatore Arbib, esploratore, commerciante e collezionista, che nel 1902 rispose all'invito del Comune di Venezia a comprare i pezzi più importanti in cambio di un'offerta che avrebbe contribuito alla ricostruzione del monumento. Il pezzo acquistato da Salvatore Arbib allora, oggi potrà rivelare molti segreti della storia del vecchio campanile. Una mostra collettiva coinvolgerà 17 anziani ospiti del centro diurno Arcobaleno di Mirano. Da domani nonni e nonne del territorio esporranno le loro creazioni nella festa di Frida, una mostra interamente dedicata all'artista messicana che è il risultato di 4 mesi di attività, lavoro e approfondimento. Gli anziani hanno conosciuto l'artista con letture biografiche e le proiezioni di alcuni suoi capolavori. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano infiamma nuovamente l'Italia. Bel tempo e caldo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 3 agosto. Sul Veneto tempo asciutto e stabile. Avremo un ampio soleggiamento dappertutto, come vediamo il cielo sarà sereno e limpido. Qualche addensamento, ma insomma senza conseguenze e precipitazioni assenti. Temperature in aumento, minime tra 16 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 31 e i 34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, con cielo sgombro da nubi e venti di brezza. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime sui 32-34 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove domina il sole con cielo limpido e senza piogge. Temperature minime intorno ai 20-22 gradi, massime sui 35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.